Don Bosco vede un'anima del purgatorio che gli dice: "Qui soffro troppo". Salve a tutti carissimi. Oggi voglio tornare a parlarvi di Don Bosco, che è stato un sacerdote straordinario, fondatore dei Salesiani, morto a Torino nel 1888. Don Bosco aveva una serie di carismi, fece tutta una serie di profezie ed ebbe anche, la visione a volte delle anime, del purgatorio, ma anche di anime che si trovavano in paradiso. Un giorno ebbe una visione veramente straordinaria. Vide in un palazzo, seduto sopra una sedia, ecco, molto sfarzosa, una persona che, egli aveva conosciuto, anche in vita e che ricopriva, quando era ancora vivo, un posto di grandissima autorità. Racconta Don Bosco: "Vidi questa persona in atto di chi aspetta per dare udienza. Mi avvicinai con rispetto e restai preso da somma meraviglia nel riconoscere in quella persona un mio carissimo amico. Il suo aspetto era affettuoso e di tale bellezza che non si può esprimere. Oh, ma lei, è proprio lei, ed è qui, ma non è morto?" "Sì che sono morto", mi rispose. "E voi, Don Bosco, siete vivo o siete morto?" "Io sono vivo. Non vede che sono qui in corpo ed anima?" Eh, qui, dove sono io non si può venire col corpo. Eppure io ci sono." E quindi, Don Bosco iniziò a fare a questa persona molte domande. "Ma, mi dica, quindi allora lei è salvo?" "Sì, sono in un luogo di salvezza." "Ma è in paradiso a godere Dio oppure in purgatorio?" "Sono in un luogo di salvezza, ma Dio non l'ho ancora visto e ho bisogno che preghiate ancora per me." "E per quanto tempo avrà ancora da stare in purgatorio?" "Guardate qui." Ed egli porse una carta soggiungendo: "Leggete." Don Bosco esaminò il foglio, lo rivolse da ogni parte, ma non poté leggere nulla. Quell'anima purgante gli fece notare che bisognava leggerlo a rovescio, perché i giudizi di Dio sono diversi da quelli del mondo. Don Bosco non osò insistere per una risposta più chiara e domandò: "Ma io mi salverò?" Egli gli rispose: "Sperate." "Oh, ma non mi tenga in pena, mi dica subito se mi salverò." "Non lo so." "Almeno mi dica se sono in grazia di Dio." "Non lo so." "E i miei giovani si salveranno?" "Non lo so." "Ma la supplico, me lo dica." Ecco, queste cose il Signore le fa conoscere a chi vuole e quando vuole, dà il permesso che siano comunicate a coloro che vivono ancora. Qui, Don Bosco dice che era smanioso di sapere tante cose, quindi fece a quell'anima del purgatorio tante altre domande. "Ora mi dica qualche cosa da riportare ai giovani da parte sua." "Dite loro che salvino l'anima, perché il resto a nulla giova." "Ma, lo sappiamo già che dobbiamo salvare l'anima, ma come dobbiamo fare a salvarla?" "Dite ai giovani che si facciano buoni ed ubbidienti." "E chi non le sa queste cose?" "Dite loro che siano puri e che preghino." "Mi spieghi più praticamente." "Dite loro che si confessino sovente e facciano buone comunioni."
Mi dica qualcosa di più speciale ancora. Ve lo dirò giacché lo volete. Dite loro che hanno davanti agli occhi una nebbia e quando uno è giunto a vedere quella nebbia è già a buon punto. Ma che cos'è questa nebbia? Sono le cose del mondo che impediscono di vedere le cose celesti come sono. E come debbono fare a togliere quella nebbia? Considerino il mondo com'è. Tutto il mondo si trova sotto il potere del diavolo e allora salveranno l'anima. Non si lascino ingannare dalle apparenze del mondo. I giovani credono che i piaceri, le gioie, le amicizie del mondo possano renderli felici e quindi non aspettano che il momento di godere di quei piaceri, ma si ricordino che tutto è vanità e afflizione di spirito. E questa nebbia da che cosa principalmente è prodotta? Dall'immodestia e dall'impurità, come un nero nuvolone densissimo che toglie la vista e impedisce ai giovani di vedere il precipizio al quale vanno incontro. Dite loro quindi che conservino gelosamente la virtù della purezza, perché quelli che la possiedono fioriranno come gigli nella città di Dio. E che cosa ci vuole per conservare la purezza? Sono necessarie una vita ritirata, l'obbedienza, la fuga dall'ozio e la preghiera. E poi preghiera, fuga dall'ozio, obbedienza, una vita ritirata e nient'altro. Obbedienza, una vita ritirata, preghiera e fuga dall'ozio. Ecco che a un certo punto vidi quell'anima, prima bellissima, pallidissima come cera, stesa questa volta su un letto. Sembrava un cadavere. Sugli occhi aveva le ultime lacrime che aveva pianto prima di morire, quando si trovava in agonia. Io mi ricordai di essere stato accanto a lui quando era ancora vivo. Mi accostai a lui quando egli era nell'affanno e gli chiesi: «Che cosa è avvenuto?» «Lasciatemi», rispose con un gemito. «Oh, ma io avrei ancora molte cose da domandarvi. Lasciatemi solo, soffro troppo. Che cosa posso fare per lei? Pregate e lasciatemi andare. Dove? Dove la mano di Dio Onnipotente mi conduce. Ma la supplico, mi dica dove. Soffro troppo, lasciatemi. Ancora una sola parola. Non ha nessun compito per me che io possa eseguire nel mondo. Non mi lascia nulla che io debba divulgare e far sapere a tutti. E poi dite a tutti di compiere fedelmente e con responsabilità i propri doveri e nient'altro. Dite ai vostri giovani che io ho sempre voluto loro molto bene. Finché ero in vita ho sempre pregato per loro e anche adesso mi ricordo di loro. Ora essi preghino per me. Stia sicuro, lo dirò e cominceremo subito a fare suffragi per lei. Ma lei appena sarà in paradiso si ricordi di noi. Il suo aspetto divenne sempre più sofferente. Egli mi disse: lasciatemi che io vada dove il Signore mi chiama. Lasciatemi,
ripeté e disparve. Ecco che io, spaventato e commosso, a un certo punto mi svegliai e mi ritrovai nel mio letto. Ecco che capii che anche molte persone ricche di meriti, anche per difetti leggerissimi, sono costrette a rimanere un tempo anche lungo in purgatorio.